per Ladu, Lombardo di prima fa cercare Da Sara contro il portiere, Da Sara la tocca, non abbastanza per battere Guidi. Poi Soggio all'interno dei 16 metri, lo scarico allineato per Campesi, conclusione col destro sul primo palo. Prova l'1-2, la 2 Campesi, recupero di Campesi, al limite della Campesi alza questo pallone con la punta, Ladu al limite dell'area. Alza questo pallone per Da Sara, adesso davanti a portiere Da Sara col sinistro, ci divora il gol del 1-0, doppia chance nell'arco di un minuto. Conclusione con il collo del sinistro. Ora Soggio, profondità Ladu, stavolta parte in posizione regolare, area di rigore, Ladu col destro lo incrocia. Prova a prendere la fascia centrale, c'è il movimento di Ladu, ecco la sua vita al limite, pallone che sfila per Da Sara, siamo ai 16 metri, Da Sara cerca spazio per il tiro, prova a piazzare, conclusione centrale, Guidi alza in angolo. 6 giocatrici in attacco, pallone sul secondo palo, diventa quasi un tiro, palla sul palo, poi Da Sara sulla ribattuta, palla che rimane lì, se la cava in qualche maniera Olimpia Forlì. Andremo a elencarvi quelle che sono le 22 giocatrici sul campo, al limite Campesi prova il destro, conclusione troppo strozzata, pallone centrale per Soggio, si è aperta Ladu sulla sinistra, Soggio dà un'occhiata al movimento della compagna, grande palla per il numero 9, Ladu a tu per tu, Ladu con il piatto! Ha segnato la Torres, settimo minuto del secondo tempo, Torres 1, Olimpia Forlì 0, ha segnato Maria Grazia Ladu, ottavo gol in campionato per il Bomber di Salule. La suola, il cross con il destro sul secondo palo, c'è Soggio di testa, la parata di Guidi, il pallone che spiove sul secondo palo, il colpo di testa di Farris. Porta palla il numero 6, in mezzo c'è Farris, Lombardo da un'occhiata al piazzamento del compagno, Lombardo prova a piazzare con il destro, ribattuta ancora Lombardo, palla per Da Sara, ha segnato la Torres, ha segnato Arianna Da Sara, l'ha chiusa la formazione di Mario De Sole, 48-30. Pallone profondo, arrivano ora i 3 fischi di Davide Albano di Venezia, la Torres batte Olimpia Forlì per 2-0.